Paura a Cesarolo, in comune di San Michele al Tagliamento, per un incendio che da un camion si è propagato al ristorante alla vecchia fattoria. A Jesolo fiamme nella cucina del Koenig Pub, residenti evacuati. Se puoi affittare una città, puoi pagare più tasse. Nuova protesta in vista del matrimonio a Venezia di Jeff Bezos. Attivisti di Greenpeace srotolano uno striscione di 400 metri in piazza San Marco. Raid vandalico di notte in spiaggia Caorle, divelti ombrelloni e picchetti, danneggiati lettini. La condanna del presidente Zaia. È stato finalmente trovato un accordo con le banche per mettere a disposizione fondi importanti per la riapertura dell'Hotel de Ben del Lido di Venezia, chiuso dal 2009, obiettivo apertura nel 2030. Migliaia di persone hanno partecipato agli oltre 250 eventi della 14ª edizione di Art Night Venezia. Musei, istituzioni culturali, teatri, librerie e gallerie hanno aperto gratuitamente i cancelli. Dopo 37 anni, traguardo storico per la Gemini Basket Mestre, che conquista la promozione in A2, festa grande in piazza Ferretto sotto la torre e lacrime di gioia dei tifosi. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna questa sera puntuale alle 21 e che si occupa di accoglienza ai migranti, soprattutto dopo le tensioni che si sono registrate nel fine settimana a Treviso, tra Treviso e Casiera, all'ex caserma Serena. Tensioni tra migranti, scoppia il dibattito politico relativo anche alla proposta di chiudere definitivamente l'ex caserma. Chiediamo la vostra opinione. La Serena va chiusa? Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata chiaramente è gratuita. Dicevamo la cronaca in apertura con la paura che si è vissuta questa mattina nel veneziano a Cesarolo, in comune di San Michele al Tagliamento, un incendio devastante che è divampato al ristorante alla vecchia fattoria, mobilitazione di uomini e mezzi. Attimi di paura questa mattina intorno alle 8:10 nel comune veneziano di San Michele al Tagliamento. Un violento incendio ha coinvolto il ristorante alla vecchia fattoria. Il rogo, dalle prime informazioni, sarebbe proprio partito dal camion alle mie spalle. Tutto sarebbe iniziato da un camion in transito lungo via Malamocco. L'autista, dopo aver visto del fumo uscire dal motore, ha accostato bruscamente. Nel giro di pochi istanti le fiamme hanno avvolto il mezzo e si sono propagate rapidamente fino a raggiungere l'edificio accanto. Attimi di apprensione anche perché al piano superiore del ristorante vivono i proprietari, che sono riusciti a mettersi in salvo appena in tempo. Stavo dormendo e praticamente il camion dietro a casa mia è scoppiato e ha preso fuoco tutto il tetto del locale. Sì, è stata un'esperienza un po' particolare, però dai, nessuno si è fatto male, quindi bene. Sono cose che vedi sempre in televisione lontane da noi e quando ti capitano a te non è un'esperienza facile, diciamo, dai. Però tutto sommato nel male è andato anche bene, che nessuno ha provocato danni a parte al locale, diciamo. Però dai, tanta paura e basta alla fine. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Mestre, Portogruaro, San Donà e La Tisana con il supporto dei comandi di Pordenone e Udine. Sul posto sono giunte 3 autopompe, 2 autobotti e autoscale. Le operazioni sono proseguite per diverse ore. I pompieri infatti hanno lavorato senza sosta anche sul tetto, dove con l'ausilio della Flex hanno tagliato grondaie e parti pericolanti per mettere in sicurezza l'area. Un vigile del fuoco inoltre è stato anche colpito da un malore dovuto al caldo ed è stato affidato alle cure del 118. Presenti anche i carabinieri per ricostruire con precisione l'accaduto. Sul posto restano ancora visibili le tracce del rogo, una struttura danneggiata e una comunità scossa, ma per fortuna nessuna vittima. Altro incendio nel pomeriggio alle 15 in via Foscolo a Jesolo, un incendio che ha reso inagibile un locale. Parliamo del Koenig Pub, probabilmente per un cortocircuito a uno dei macchinari
che si trovavano all'interno del locale. Visto il denso fumo provocato da questo incendio, sono stati fatti evacuare a scopo precauzionale i residenti degli appartamenti ai piani superiori. L'intervento di spegnimento è durato fino a metà pomeriggio, così dunque a Jesolo. In laguna a Venezia, nuovo capitolo nella protesta contro il matrimonio dell'anno, quello del magnate statunitense Jeff Bezos. If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax. Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi pagare più tasse. È un messaggio inequivocabile, fortemente politico, quello lanciato da attivisti di Greenpeace Italia e del gruppo d'azione britannico Everyone Hates Elon, tutti odiano Elon, che a un paio di giorni dall'inizio dei sontuosi festeggiamenti matrimoniali del miliardario americano a Venezia, hanno srotolato in piazza San Marco uno striscione gigante di ben 400 metri quadrati per denunciare, sostiene Greenpeace Italia, un allarme climatico che va di pari passo con una pronunciata ingiustizia sociale. Jeff Bezos è proprio l'emblema di questa ingiustizia sociale. Pochi miliardari che con il loro stile di vita impattano tantissimo sulla vita delle persone. Mentre loro hanno stili di vita insostenibili, le persone soffrono i danni della crisi climatica. Alluvioni, ondate di calore, incendi sono ormai la quotidianità per tutte e tutti noi. Sul fronte della sicurezza, l'aggravarsi dello scenario internazionale con il bombardamento americano sui siti nucleari dell'Iran aggiunge ulteriore tensione ad 3 giorni di festeggiamenti cui dovrebbero prendere parte anche 2 figli di Trump, Ivanka e Don Jr. Tanto che i festeggiamenti dell'ultimo giorno non si terranno più alla Misericordia, dove erano state annunciate manifestazioni di protesta, ma nei più appartati spazi dell'Arsenale. Per noi, per No Space for Bezos, questa è un'enorme vittoria, perché appunto la protesta, l'organizzazione di cittadini e cittadine è riuscita a far cambiare i piani dell'uomo, il terzo uomo più ricco del mondo, uno degli uomini più potenti della Terra, che è stato costretto a spostare le sue celebrazioni in un altro posto, tra l'altro appunto molto meno centrale rispetto a appunto la Misericordia. Nei giorni scorsi il collettivo veneziano No Space for Bezos era riuscito ad esporre uno striscione polemico dal campanile di San Giorgio, finendo sulla stampa di mezzo mondo. Un'azione simile a quella realizzata ora in piazza San Marco, per la quale un portavoce del collettivo inglese Everyone Hates Elon ha dichiarato: mentre i governi parlano di scelte difficili e lottano per finanziare i servizi pubblici, Jeff Bezos può permettersi di chiudere mezza città per giorni solo per celebrare il suo matrimonio. Poche settimane fa ha speso milioni di dollari per un viaggio spaziale di appena 11 minuti. Se mai ci fosse un segno che i miliardari come Bezos dovrebbero pagare le tasse sul patrimonio, è proprio questo. Da una parte abbiamo miliardari, industrie fossili e industrie della difesa che fanno tantissimi profitti, dall'altra le persone che soffrono la crisi climatica. È arrivato il momento di tassare gli extra profitti di queste persone e di usare questi soldi per aumentare welfare e per contrastare la crisi climatica. Ritorniamo nel Veneto orientale per la cronaca. Raid vandalico in spiaggia a Caorle. A Caorle, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, le spiagge di Levante e Ponente sono state teatro di atti vandalici. Quando siamo arrivati in spiaggia a inizio servizio alle 6:30, abbiamo trovato una situazione incresciosa. La parte destra del comparto verso la zona della Madonnina era praticamente tutta sottosopra, con lettini divelti, ombrelloni buttati a caso, un macello, piatti tolti. Veramente un casino, tanto da dover, considera che noi qua su questo comparto qua, che ci sono circa 500 ombrelloni, siamo in 3, tanto da dover chiamare i ragazzi che sono sugli altri comparti a venire a darci una mano per ripristinare il prima possibile, per dar servizio alle 8. Abbiamo avvisato la nostra società di riferimento, che già per quanto sappiamo è sempre in contatto con i vigili e i carabinieri di Caorle, e che quindi credo sappiano del problema che inizia a riproporsi. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato duramente l'accaduto definendolo vergognoso. Ha chiesto inoltre un intervento più incisivo delle forze dell'ordine, sottolineando che non si tratti di semplici vandalismi, ma di azioni che mettono a rischio il lavoro di molti imprenditori dell'arenile. I maggiori controlli sono auspicabili, anche se credo che comunque, per la conformazione che ha la spiaggia di Caorle, che è tutta aperta, non so se risolverebbe definitivamente il problema. Forse, questa però è solo una mia idea, andrebbe proprio chiusa alla sera.
Da una spiaggia all'altra, da Caorle al Lido di Venezia, per parlare del recupero e della riapertura dello storico hotel De Ben. Ci sarebbe una data, l'obiettivo è il 2030. Lorenzo Maier. Il celebre Hotel De Ben del Lido di Venezia potrà tornare dopo tanta attesa ad avere un futuro radioso guardando al suo passato. L'edificio è chiuso dal 2009, gravato oggi da un debito storico di 54 milioni di euro generato da Est Capital e dalle sue scelte scellerate. Precedente proprietà tornerà ora alla sua funzione naturale di struttura alberghiera di lusso. Koima, gestore del fondo, che ha raccolto le macerie della vecchia proprietà, ha trovato finalmente l'accordo con le banche per azzerare il debito e programmare un rilancio concreto nei prossimi 5 anni. Un investimento complessivo di 200 milioni di euro. È stato creato così un nuovo fondo, compartecipato a metà tra realtà e gruppi italiani e istituti di credito prestigiosi, e un fondo degli Emirati Arabi. Nella compagine, messa insieme dal CEO di Koima Manfredi Catella, c'è anche Federico Marchetti, imprenditore impegnato nel settore della sostenibilità e consigliere privato di Re Carlo. L'accordo con Igolil e l'acquisto del debito storico che originava ancora da Est Capital è un passo molto importante che finalmente consente l'avvio di un tavolo concreto con il Comune di Venezia innanzitutto e con le istituzioni comunali, regionali e nazionali naturalmente. Entro la fine del 2025 sarà annunciato il nuovo operatore che dovrà poi prendere in mano l'albergo una volta riaperto, e ci sarà un tavolo con tutte le istituzioni per predisporre la preparazione di quelle che saranno le linee guida del progetto di rilancio. Poi un anno per predisporre sulla carta il progetto, un altro per ottenere tutte le autorizzazioni prima del via al cantiere, 3 anni di lavori per poi riaprire nel 2030. Queste sono le prossime tappe annunciate dell'operazione. Creare le condizioni per un'opera che sia un restauro di un palazzo storico di grande valore per il nostro paese, nonché anche un contributo per quella valorizzazione del Lido e di Venezia che è certamente rilevante. Intanto si promuovono le eccellenze del territorio grazie a blogger e influencer. 8 influencer da tutto il mondo, dal Messico alla Polonia, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per il Brasile e Israele. Sono quelli che nei giorni scorsi sono venuti alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche delle province di Treviso e Venezia, dove hanno visitato 6 aziende. Amigos, saludos desde Italia. Me encuentro en la ciudad de Treviso, como unos 30 kilómetros afuera de Venecia. Promossa da AIS Agenzia con Unione Alimentari, Confapi Venezia e Confapi Treviso, l'iniziativa punta a far conoscere il territorio ai più giovani. Gli influencer, con i loro reel, le loro storie, metteranno in vetrina il bello e soprattutto il buono che la marca e il veneziano hanno da offrire. Partendo proprio però dal prodotto agroalimentare, quindi il dolciario, il vino ovviamente, birra, tutte quelle che sono eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Quindi con un linguaggio appunto molto smart, contenuti audio video di pregio che poi ovviamente verranno rimbalzati su tutti i social network e ci daranno grande visibilità. Comunicazione digitale che si trasforma in numeri reali, oltre 30 miliardi di dollari il giro d'affari generato da influencer e blogger di settore. Far capire la nostra anima imprenditoriale, questa nostra passione che abbiamo, questo sostanzialmente, queste 6 aziende che fanno parte di questo tour, di questo gruppo, e quindi far valorizzare appunto territorio assieme alle aziende, quindi prodotti, produzione, perché effettivamente è diventato molto importante. I consumatori, anche loro si sono evoluti grazie anche agli influencer, tutti questi video che loro vedono in rete, e vanno alla ricerca del vero prodotto made in Italy. C'è quindi anche il prodotto poco conosciuto, il prodotto proprio fatto da aziende come le nostre. Ci tenevamo a trasmettere a questi influencer la vita vera all'interno delle aziende, le emozioni da trasferire ai loro lettori
sperando in una scelta consapevole dei nostri prodotti che sono sicuramente i migliori al mondo. 3 giorni di tour per vedere da vicino come nascono vini, birre, pane e molto altro ancora e naturalmente degustare i prodotti. E abbiamo la bellezza di avere un bel territorio, ma la bellezza di avere tante belle aziende, quindi ci può essere un turismo che è legato alla cultura, all'arte, al paesaggio, ma anche un turismo industriale. Bisogna sfruttarlo di più, bisogna mettere in rete più aziende. È bello raccontare le eccellenze del nostro territorio attraverso uno strumento molto attuale che sono i social network. Ringrazio Confapi Treviso e Venezia per aver messo a sistema questo strumento di promozione del territorio. Numeri importanti anche per la 14ª edizione di Art Night Venezia. 254 eventi in 139 sedi grazie alla partecipazione di centinaia di istituzioni culturali cittadine, pronte a proporre visite, spettacoli, concerti, mostre e laboratori pensati anche per i bambini. La 14ª edizione di Art Night, la lunga notte dell'arte veneziana, ha proposto un'offerta mai così ampia, una maratona notturna partita come da tradizione dal cortile di Ca' Foscari per poi estendersi a tutta la città. L'importanza di questo evento è ormai fondamentale per la città e la dimostrazione della vitalità di una comunità culturale, di una comunità scientifica, di una comunità artistica che si trova in un terreno di contaminazione di linguaggi. Questo secondo me dovrebbe essere proprio la missione di un'università. Da Mestre a Torcello, ma soprattutto a Venezia, migliaia di persone hanno partecipato ad un evento in cui musei, istituzioni culturali, teatri, librerie, gallerie, associazioni e studi d'artista hanno aperto gratuitamente le loro porte, dando vita a una serata all'insegna dell'arte e della cultura. Auguriamoci che questa iniziativa possa durare lungo e oltre all'ingresso gratuito di un numero straordinario di eventi, Art Night possa anche dare un piccolo contributo a rimettere i valori che contraddistinguono gli esseri umani al centro della nostra attenzione. A Mestre il traguardo davvero storico, parliamo di sport della Gemini Basket. La Gemini Basket Mestre entra nella storia, vittoria nello spareggio per 79-70 del Grifone contro Montecatini e promozione con ritorno in Serie 2 dopo 37 anni di attesa. La squadra di coach Ferrari ha confezionato in questa stagione un vero e proprio capolavoro al termine di una partita epica che è già leggenda. All'inizio del quarto periodo il Basket Mestre era infatti sotto di 9 punti, rimonta di classe e cuore in cui in pochi forse ci avrebbero creduto tranne tutti i mestrini, fino all'overtime. Qui i giocatori, trascinati dal loro indomabile capitano Mazzucchelli, miglior marcatore con 20 punti, hanno ultimato l'impresa. Così si è concluso lo spareggio in gara secca del campionato nazionale di Serie B di basket. Un successo di tutto il club, dirigenti, coach, società, staff tecnico e dei tanti tifosi che hanno seguito la squadra in tribuna speranzosi fino a 100 e poi si sono riuniti in piazza Ferretto per far festa insieme a tutti i giocatori. Una serata speciale, un momento unico per cui abbiamo sognato, lottato, sofferto per tutti questi anni. È arrivato, si è coronato un sogno, non mi vergogno a dire che mi sono emozionato particolarmente, una lacrima l'ho fatta in tribuna perché io c'ero quando la squadra nell'87-88 è retrocessa in B e dopo è finito un po' il sogno e oggi quel sogno non dico che ricomincia ma è sicuramente un bel punto di partenza per ritornare magari ai fasti del tempo. Sarà una settimana di feste e meritate celebrazioni, una gioia immensa per il club che ora è tornato in Serie 2 e ci vuole restare. Il Basket Mestre non vuole certo fermarsi, è stato un campionato memorabile quest'ultimo, come hanno sottolineato all'unisono sia il presidente Guglielmo Felizzari che il direttore generale Samuele Marton. Una gioia immensa, una partita incredibile, una stagione incredibile, eravamo 13esimi, abbiamo vinto il campionato, una dedica a tutte le persone che lavorano nel Basket Mestre, a tutti quelli che lavorano giorno dopo giorno per cercare di costruire, che hanno cercato di costruire un sogno che questa sera si è realizzato. Siamo in Serie A, dopo 37 anni, lo condividiamo con tutta la gente di Mestre che ha pianto,
abbiamo pianto tutti, abbiamo sofferto dall'inizio della stagione, ma oggi siamo in Serie A e questo rimarrà nella storia del Barcellona. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.